Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. In apertura il maltempo che è imperverso da ieri sulla Sicilia e che ha provocato diversi danni in tutta la regione, specialmente nella zona costiera ionica. Numerosi crolli e inondazioni hanno interessato diversi comuni marittimi tra Messina e Catania. Problemi anche nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Agrigento, interrotte anche molte tratte ferroviarie. E l'allerta meteo continuerà anche nella giornata di domani. La Protezione Civile ha infatti confermato lo stato di allerta rossa per Catania e Messina, dove le scuole rimarranno chiuse, mentre scala d'arancione per Siracusa e Ragusa, gialla per tutte le altre province siciliane, dove i fenomeni si attenueranno sensibilmente. Le autorità raccomandano comunque massima prudenza. È una questione di agibilità politica e per certi versi anche di civiltà la norma sulla rappresentanza di genere negli enti locali siciliani, che fissa al 40% la soglia minima per la presenza delle donne, va votata a viso aperto. Lo dicono in una nota congiunta tutte le deputate dell'Assemblea regionale siciliana. Ci auguriamo, aggiungono, che nessuno ricorra domani al voto segreto su questa disposizione. La terza sezione della Corte d'Appello di Catania ha annullato la sentenza di confisca delle armi, per lo più fucili da caccia, detenute dall'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo. Revocato dunque il provvedimento avviato nel 2014 con la contestazione di detenzione illegale di arma da fuoco, reato per cui Lombardo è stato assolto nel 2022. Si chiude così anche l'ultimo capitolo dei procedimenti penali a carico del leader dell'MPA. Una buona notizia per gli studenti siciliani: arriva il via libera al prestito d'onore, un contributo che può arrivare fino a 10.000 euro a sostegno del diritto allo studio. Il provvedimento mira a favorire la continuità negli studi universitari, offrendo risorse economiche per spese legate a tasse, alloggio e materiali didattici. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li potete trovare come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.